Strutture ricettive, ristoranti, agriturismi, Ponte di Ognissanti all'insegna del tutto esaurito sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO che si confermano meta prediletta anche per l'autunno dai visitatori italiani e stranieri. Ed i dati del ponte arrivano al termine di una stagione che ha visto il sito collinare trevigiano tra le mete più ambite nei primi 8 mesi del 2024, con un incremento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, che già aveva toccato il record di più 18% di turisti ed un picco di 24% in più per gli ospiti stranieri. Siamo molto sopra la media regionale e soprattutto un più 26% di presenze estere. Questo significa che sempre di più le colline vengono scelte da un turista che non rimane soltanto un giorno, ma che sta 3-4 giorni, e sicuramente anche la presenza del cammino e delle colline del Prosecco, che va appunto da Valdobbiadene fino a Vittorio Veneto, è di grande aiuto. E ci tengo a dire che questa settimana, che poi è la settimana appunto del weekend, le credenziali che sono state scaricate arrivano nell'ordine da dei paesi che sono lontanissimi rispetto all'Italia, e parliamo degli Stati Uniti, parliamo del Brasile, oltre alle classiche Austria, Germania, Olanda e Francia. Molte le iniziative messe in campo in questi mesi a beneficio dei turisti come dei cittadini del territorio, iniziative che culmineranno con una mostra itinerante in collaborazione con il National Geographic. Penso in particolare a una collina di libri, con l'invito e la presenza di tanti autori internazionali che qualificano questa rassegna, e penso al National Geographic, col quale inizieremo a brevissimo questa mostra fotografica itinerante, partendo proprio da Berlino e quindi dalla Germania, cuore del National Geographic, ma soprattutto cuore della provenienza dei nostri turisti esteri.